Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Per i magistrati Larimar si è suicidata, ma la famiglia continua a credere che la quindicenne sia stata uccisa. Al TG Sicilia l'avvocato Milena Ruffini ribadisce le tante anomalie che accompagnano la vicenda. Pirateria audiovisiva, smantellata una rete internazionale che serviva illegalmente 22 milioni di utenti. Sequestrati oltre 2.500 canali diffusi nel web. L'offensiva è la più vasta realizzata finora, coordinata dalla Procura di Catania. Messina, l'inchiesta sul professore che faceva sesso con gli studenti potrebbe avere nuovi sviluppi. 5 i ragazzi indagati per estorsione. Smaltimento illecito di rifiuti, scoperta tra Alcamo e il Palermitano, un'organizzazione che gestiva un business da 300.000 euro l'anno. Ponte sullo Stretto per il presidente dell'Agenzia Anticorruzione, Busia, è concreto il rischio di sforamento di spese imposto dall'Unione Europea. Intanto Schifani rassicura sui fondi di sviluppo e coesione. Isole ecologiche, a Catania inaugurato il quinto del centro di raccolta nel quartiere Borgo Sanzio. Nuovo appello del sindaco Trantino, fine degli alibi, ognuno deve contribuire a migliorare la città. E poi il calcio, Catania fuori dalla Coppa Italia di Serie C. Rossazzurri con 6 primavere in campo, travolti dal Trapani 5-0. I Granata volano ai quarti di finale. Dunque torniamo sul caso Larimar. Per i magistrati si è trattato di suicidio, ma nonostante le precisazioni della Procura dei minori, la famiglia continua a credere che la quindicenne sia stata uccisa. Ai nostri microfoni l'avvocato Milena Ruffini ribadisce le tante anomalie che accompagnano la vicenda. Lorena Dolci. La famiglia non crede all'ipotesi del suicidio e comunque pretende che venga fatta luce sulla morte di Larimar e chiede mio tramite che non si spengano i riflettori sulla vicenda. La famiglia di Larimar non si arrende, neanche di fronte alla smentita ufficiale del procuratore dei minori Rocco Cosentino, che ha escluso qualsiasi elemento che faccia propendere per l'omicidio. La quindicenne, trovata impiccata nel giardino di casa a Piazza Armerina, secondo i magistrati, si è suicidata. Ma una madre disperata si aggrappa a tutto, anche a quel cavetto elettrico trovato nella pineta e subito sequestrato, a quelle presunte anomalie che il procuratore ha smontato una per una e che l'avvocato rimodula così, dalle scarpe pulite alla stanzetta a soqquadro. È inverosimile che per percorrere quel tratto di strada solo la suola delle scarpe si sporchi. La stanza forse non era completamente a soqquadro, ma era in disordine. C'erano dei capi che erano sparsi sul letto e questo era inusuale per Larimar. Per quanto riguarda il bigliettino di addio in cui la famiglia non riconosce la grafia della ragazza, si aspetta invece che venga disposto l'esame grafologico. L'avvocato ridimensiona le accuse lanciate dalla mamma quando diceva di conoscere nomi e cognomi di chi aveva ucciso la sua bambina. Qui è un balzo veramente in avanti che non si può fare in questo stato e rischia di rovinare anche le indagini. Indagini che appunto vanno avanti sull'ipotesi di istigazione al suicidio, revenge porn e detenzione di materiale pornografico e cellulari sequestrati ad 8 ragazzi. Si cerca insomma quella foto, quel video rubato a Larimar nell'intimità e che sarebbe finito nelle chat di amici e conoscenti, la goccia che avrebbe spinto la ragazzina nel tunnel della disperazione. Operazione della Procura di Catania contro i segnali delle TV a pagamento replicati illegalmente. Un'operazione internazionale che fruttava 250 milioni di euro al mese. Luca Ciliberti. Gli utenti abbonati con soli 10 euro al mese avevano accesso ai palinsesti e a tutti i contenuti on demand di Sky, DAZN, Mediaset, Amazon Prime, Netflix, Paramount e Disney+. Un vero affare, non c'è che dire, questo è quello che avranno pensato almeno oltre 22 milioni di utenti finali in Italia, in Europa e in altri paesi extra UE. Tutto ovviamente nell'illegalità. Catania è riuscita a ricostruire l'organizzazione piramidale che gestiva questi 3 miliardi di euro annui di business illegale.
L'operazione Taken Down della Procura di Catania, condotta dalla Polizia Postale della Sicilia Orientale, che ha coordinato l'azione di numerose polizie europee, ha permesso di smantellare una complessa, estesa e capillare infrastruttura informatica che gestiva oltre 2500 canali illegali e server che smistavano lo streaming dei segnali TV in totale anonimato e che permettevano un giro illegale di affari di oltre 250 milioni di euro mensili. Non so se sia simile, forse quello di cocaina è maggiore, però certamente le percentuali di guadagno che si ottengono da queste attività illegali col rischio minore sono pari a quelle del traffico di cocaina. Abbiamo seguito il denaro, le tracce finanziarie che lasciavano i vari pagamenti e poi abbiamo seguito le persone grazie ai nickname, ai profili social, anche falsi chiaramente. Effettuate complessivamente 89 perquisizioni in 15 regioni italiane, 14 perquisizioni nel Regno Unito, in Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia nei confronti di 102 persone, 11 gli arrestati dalla polizia croata. Sequestrati 1,6 miliardi di euro in criptovalute, al gruppo è contestata l'associazione a delinquere a carattere transnazionale. Le sedi estere in cui sono stati rintracciati i 9 server erano in Romania e Hong Kong. A Messina la vicenda del professore che faceva sesso con gli studenti potrebbe avere nuovi sviluppi. La svolta nelle indagini della procura vede infatti 5 ragazzi accusati di estorsione. Francesco Triolo. La svolta nelle indagini che hanno approfondito la vicenda del professore 36enne Giulio Chiofalo, insegnante dell'Istituto Superiore IACI di Messina, arrestato nel 2023 dai carabinieri della Procura per incontri sessuali con alcuni suoi studenti, è arrivata con la definizione della chiusura indagini che ha fatto la sostituta procuratrice ai minorenni Annalisa Arena. Un procedimento che vede adesso indagati 5 minorenni per fatti accaduti tra settembre e ottobre 2023 con le ipotesi di reato di tentata estorsione, violenza privata aggravata e danneggiamento. Un risvolto quasi inatteso e clamoroso che deriva dalle dichiarazioni rilasciate ai carabinieri dal docente subito dopo l'arresto. Il professore Chiofalo aveva infatti dichiarato a suo tempo di essere stato vessato in più occasioni da alcuni dei ragazzi con cui intratteneva rapporti sessuali. Avrebbero costretto, secondo quanto ricostruito dalla PM Arena, per esempio a regali costosi come un motorino e un cellulare e l'avrebbero minacciato più volte. Le indagini sono nella fase preliminare, i ragazzi potrebbero essere completamente scagionati. Già la GIP Tiziana Alleanza, che aveva siglato l'ordinanza di custodia cautelare per il docente, aveva spiegato nell'atto di non credere molto alle affermazioni del professore Chiofalo e di ritenerle solo sue personali ricostruzioni. E un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla polizia a Gela, a Caltanissetta, per violenza sessuale su minore. È accusato di aver abusato della figlia della compagna, una ragazza di 14 anni, in più occasioni, offrendole anche del denaro nel caso in cui avesse assecondato le sue violenze. Gli episodi sarebbero iniziati nel 2020 e continuati fino al settembre del 2024, all'interno appunto del contesto familiare. Un'organizzazione criminale a capo dello smaltimento illecito dei rifiuti. I carabinieri del nucleo forestale hanno scoperto un traffico fra Alcamo e il Palermitano che avrebbe fruttato 300.000 euro in un solo anno. Manlio Viola. Mescolavano rifiuti pericolosi e altamente inquinanti ai rottami di ferro e lamiera e li rivendevano come ferro vecchio o, quando non era possibile, li smaltivano in discariche non controllate e senza i trattamenti anti-inquinamento. Solo fra il 2019 e il 2020 avrebbero smaltito così almeno 3.000 tonnellate di rifiuti inquinanti non registrati e non trattati, con gravi danni per l'ambiente. Si trattava di residui di batterie di piombo, apparecchiature elettriche ed elettroniche, oleomotore esausto, plastiche industriali, vetri e persino vernici potenzialmente tossiche. È quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo anticrimine Natura nel corso di una lunga indagine iniziata nel lontano 2019. I militari hanno ricostruito l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale che risparmiava sui costi ambientali e addirittura guadagnava rivendendo come ferro ciò che doveva essere smaltito come rifiuto speciale. Sono 6 le aziende che operavano illecitamente su questi rifiuti. Il traffico veniva gestito da Alcamo nel Trapanese, ma riguardava anche i comuni del Palermitano, dal capoluogo fino a Borgetto, San Giuseppe Jato, Partinico e Bagheria. 16 le persone indagate, 2 le aziende sequestrate per un valore stimato in 153.000 euro. Gli indagati avrebbero guadagnato da questa truffa ambientale almeno 300.000 euro di ingiusto profitto, ma l'inchiesta non è ancora conclusa e potrebbero emergere altri danni apportati all'ambiente attraverso la violazione di tutte le norme sullo smaltimento dei rifiuti speciali.
Il presidente dell'agenzia anticorruzione Busia avverte che il ponte sullo stretto sale il rischio di superare i vincoli di spesa dell'Unione Europea. Non conosciamo se, come e quanto costerà, ha detto. Intanto Schifani rassicura sui fondi di sviluppo e coesione. Vediamo. Il ponte sullo stretto è ed è destinato a diventare uno degli argomenti al centro del dibattito politico nazionale per i prossimi anni. L'aggiornamento del valore a 13,5 miliardi annunciato ieri dall'amministratore delegato della Stretto, Pietro Ciucci, secondo il presidente dell'ANAC Giuseppe Busia, accresce i rischi di superare i vincoli europei sulla spesa che non possono superare il 50% di quelli del progetto dell'appalto originario. Questo, ha aggiunto Busia, ribadendo quanto detto lo scorso luglio in commissione parlamentare, pone degli interrogativi. Anche qui la trasparenza su tutto il disegno sarebbe ed è un vantaggio per tutti e in primis per chi lo sta costruendo, ha detto ancora il presidente dell'ANAC. La discussione è anche sul finanziamento dell'opera. Un emendamento della Lega alla manovra di stabilità presentato in Commissione Bilancio prevede uno stanziamento di 6 miliardi e 100 milioni delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, più 500 milioni per la realizzazione delle opere connesse. E sui fondi FSC ha parlato anche il presidente della regione Renato Schifani, che ha precisato come alla Sicilia non sarà decurtato neanche un euro dei 5,3 miliardi già assegnati con l'accordo sottoscritto lo scorso maggio. Le nuove risorse FSC 2021-2027 che il governo nazionale ha deciso di destinare per la realizzazione del ponte sullo stretto andranno a gravare esclusivamente sulla quota riservata allo Stato, ha detto Schifani, che ha ricordato come siano stati già destinati dalla Sicilia 1,3 miliardi di euro per la costruzione del ponte sullo stretto. Isole ecologiche, Catania faccia inquina e il sindaco Trantino lancia l'ennesimo appello. Ora niente alibi, ognuno deve dare il suo contributo per migliorare la città. In mattinata l'apertura del centro di raccolta nel quartiere Borgo Sanzio. Vediamolo con Tonino De Mana. E sono 5. Il comune di Catania accelera sul fronte rifiuti ed apre un'altra isola ecologica, questa volta nel terzo municipio. Un centro di raccolta che i residenti di via Patanè Romeo e dintorni, al momento della scelta, non vedevano di buon occhio, ma che probabilmente dovranno rivedersi anche per la comodità di avere sotto casa un'organizzata struttura e per di più circondata dal verde. La nuova isola ecologica, ampia 4.000 metri quadrati, contiene diverse aree di deposito con scarrabili e contenitori capaci di accogliere ogni tipologia di rifiuto. L'obiettivo è quello di alzare la soglia della differenziata, che si attesta al 37%, e al tempo stesso di combattere le sacche di inciviltà. Basta avere alibi, basta cercare attenuanti. Noi, rispetto a una condizione di forte criticità quale è quella della raccolta dei rifiuti, anzi non della raccolta dei rifiuti, dell'abbandono di rifiuti, stiamo esprimendo un forte sforzo. Ora vorremmo che anche quei cittadini un po' più distratti facessero la loro parte. Duplice l'obiettivo. Quello di salvaguardare l'ambiente, 1, e 2, di poter risparmiare sulla Tari, perché si può avvalere della premialità già prevista dal nostro comune. Anche il centro comunale di raccolta di via Patanè Romeo è stato realizzato con fondi comunitari PON Metro. La struttura sarà aperta al pubblico da lunedì al sabato dalle 9.30 alle 15.30, domenica e festivi esclusi. Palermo rischia di restare senza acqua a fine gennaio ed è ancora crisi in altre zone della Sicilia. A Caltanissetta l'acqua arriva ogni 6 giorni. Le riserve negli invasi raggiungono appena il 10% della capienza. Gerry Italia. Se non arriveranno piogge significative, Palermo rischia di restare senza acqua entro la fine di gennaio. Secondo i dati dell'AMAP, nei 4 bacini principali, Rosamarina, Poma, Scanzano e Piana degli Albanesi, rimangono appena 18 milioni di metri cubi d'acqua, il 10% della capacità totale. È un calo drastico rispetto allo scorso anno, quando le riserve erano superiori al 70%. Per fronteggiare l'emergenza, la cabina di regia ha deciso di estendere il razionamento idrico. Da lunedì altri quartieri cittadini subiranno interruzioni, saranno 250.000 le persone coinvolte, il 40% della popolazione palermitana. Ogni settimana l'erogazione sarà sospesa per un giorno, con possibili disservizi fino a 24 ore e problemi di torbidità a ripristino. Ma la crisi purtroppo non si ferma a Palermo. Nel centro della Sicilia la situazione è critica. A Caltanissetta l'acqua arriva ogni 6 giorni. Il sindaco Walter Tesauro cerca soluzioni temporanee con nuovi pozzi e interventi di emergenza, ma il quadro rimane preoccupante. Nell'invaso dell'Ancipa, uno dei più colpiti, il volume d'acqua è crollato a meno di 1 milione di metri cubi contro una capacità di 30 milioni.
milioni. A Troina, in provincia di Enna, l'acqua viene distribuita una volta a settimana, ma alcune zone rimangono senza acqua per intere giornate. Il sindaco Giachino ha scritto 2 volte alla regione per chiedere interventi, paventando anche uno sciopero della fame per attirare attenzione su una crisi che potrebbe sfociare in tensioni sociali. Con le riserve sempre più scarse e la stagione delle piogge in ritardo, la Sicilia si trova di fronte a un'emergenza strutturale. Servono interventi immediati per mitigare gli effetti della siccità e ripensare la gestione delle risorse idriche con investimenti che la regione ha già iniziato a finanziare. Protesta a Palermo contro il piano rifiuti e i termovalorizzatori, sit-in a Palazzo d'Orléans. Legambiente in prima fila, gli inceneritori non risolveranno l'emergenza. Marco Gullà. No agli inceneritori per lo smaltimento dei rifiuti annunciati dal governo regionale. Legambiente, associazioni ambientaliste, sindaci, cittadini e anche l'opposizione politica hanno manifestato a Palermo davanti Palazzo d'Orléans per dire no alla costruzione dei 2 termovalorizzatori. L'iter è ben avviato, anche se alcune delle associazioni presenti in piazza hanno presentato un ricorso alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questa è solamente una prima iniziativa, un presidio che abbiamo voluto fare davanti alla Presidenza della Regione, che ha recentemente approvato come commissario il piano regionale sui rifiuti urbani, ma questa appunto è una prima iniziativa che lancerà diverse iniziative di sensibilizzazione e informazione nei diversi comuni siciliani per gridare no agli inceneritori e alle mega discariche. Noi diciamo sì all'impiantistica di prossimità per la gestione dei rifiuti che non è stata realizzata in 15 anni dai governi regionali che si sono succeduti. Il governo Schifani sta sprecando 800 milioni di euro su 2 mega impianti che non vedranno mai la luce. I siciliani spediscono i rifiuti all'estero e generiamo la Tari più alta d'Italia. Non è stato approvato un rigo negli ultimi anni in Arse per modificare l'aspetto normativo e garantire un costo della tariffa più bassa e un sistema dei rifiuti più efficiente. Presenti anche alcuni sindaci della provincia palermitana, per loro l'emergenza rifiuti può essere risolta in altro modo. Noi oggi, e lo dico non per vantarmi ma è una realtà, Petralia Soprana io l'ho presa ormai 12 anni fa con una raccolta differenziata del 16%, oggi ci avviciniamo all'80%. Abbiamo fatto delle politiche di sensibilizzazione delle comunità, dei cittadini, abbiamo fatto delle politiche anche di incentivo. Per i presenti al sit-in si tratta solamente di propaganda e poca concretezza. Arte, oltre 200 opere per raccontare il Novecento. A Palermo la mostra Pinacoteca da Cagnaccio a Guttuso, una grande rassegna a Palazzo Sant'Elia. Orazio Longo. La collezione Rencart è un viaggio nella storia dell'arte italiana e non soltanto italiana che percorre un secolo, un viaggio lungo veramente più di 100 anni. Dalla cavallerizza al pian terreno si passa al piano nobile dove una stanza è dedicata a Renato Guttuso e poi al periodo dell'astrazione, un percorso che dura 100 anni con oltre 200 opere e 150 artisti. Il racconto di una stagione di arte italiana e internazionale, Pinacoteca, è il titolo della mostra inaugurata a Palermo con la collezione Rencart a Palazzo Sant'Elia, è visitabile fino al 30 marzo 2025. È un'occasione di lancio delle iniziative che la Sicilia sta per predisporre rivolte all'arte contemporanea in previsione del riconoscimento nazionale del Ministero dei Beni Culturali che ha battezzato l'isola con capitale gibellina come capitale italiana dell'arte contemporanea italiana. Quadri di Emilio Vedova, Giorgio De Chirico, Mario Schifano, Cristo, Peter Helley, Carlo Carrà sono solo alcuni degli ospiti della mostra. Il primo quadro che ho comprato è stato un quadro di Mimmo Germanà, un artista che non è forse molto conosciuto, un artista d'altranza avanguardia, che mi è servito per cominciare a studiare alcuni dei movimenti che hanno caratterizzato il Novecento. La mostra è il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana, dell'assessorato regionale al turismo, della città di Palermo e vede la collaborazione con varie iniziative della Fondazione Teatro Massimo, del Conservatorio Scarlatti e dell'Accademia di Belle Arti. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati alla TG Sicilia, adesso il calcio, il Catania infarcito di giovani crolla in casa con il Trapani in Coppa Italia, finisce 5-0 per i Granata che passano il turno, sabato al Massimino arriva la Cavese in campionato. Marco Carli.
Si dovrebbero aggregare Lunetta, forse per la rifinitura anche Guglielmotti, De Rose farà qualcosina sicuramente. La notizia migliore di una serata e di una partita consegnata ai Granata per i tifosi del Catania arriva dal potenziale recupero di qualcuno per la gara di sabato con la Cavese, perché la lunga lista di indisponibili ha evidentemente condizionato le scelte della partita di Coppa, finita 5-0 per il Trapani. È un momento che devi fare delle scelte e dare priorità a una cosa o all'altra. Abbiamo deciso di comune accordo di prendere questa linea. E allora, come preannunciato dallo stesso tecnico, 6 baby in campo. La differenza di esperienza è lampante e le prestazioni di alcuni componenti della prima squadra, fatta eccezione per il positivo Quaini, non aiutano. Il Trapani va subito avanti con Carraro su punizione, colpisce un doppio palo con Gelli e poi ancora con Celiento, già in rete al Massimino in campionato, fa 2-0. In avvio di ripresa il tris di Karic, che al volo batte Adamonis e chiude definitivamente una partita senza storia. Ho fatto rifiatare alcuni della rosa, ma avendo la possibilità di contare su una rosa di grande qualità e grande quantità, ho allestito una formazione che potesse comunque farci fare una grande partita. Sono molto contento per giocatori che magari in questo momento hanno avuto meno spazio. Le reti di Spini di sinistro su altro regalo della difesa catanese e di Canutè allo scadere servono solo a rendere più rotondo il risultato per i trapanesi che passano il turno. Il Catania molla la coppa vinta l'anno scorso e ora non può che concentrarsi sul campionato. Il Palermo lavora in vista del match di domenica contro lo Spezia, secondo in classifica il centrocampista Segre. Dobbiamo rialzarci subito. Marco Gullà. Qualcosa non va, lo dicono i numeri, lo dicono i risultati, lo dicono le prestazioni. Il Palermo gira a vuoto, etichettato come candidato alla promozione diretta, in questo momento si trova a meno 13 dal primo posto e a meno 12 dal secondo, occupato dallo Spezia, che domenica sarà di scena al Barbera contro il Rosanero. Serpeggia anche nervosismo in casa Palermo, lo testimonia anche il battibecco che il tecnico Dionisi ha avuto con un tifoso al triplice fischio del match pareggiato con la Sampdoria. E allora cosa occorre per rialzarsi? La ricetta prova a darla il centrocampista Jacopo Segre. Sicuramente si reagisce sul campo, lavorare, guardarsi tutti negli occhi, sia lavorare tecnicamente, tatticamente, dando sempre quella percentuale in più di determinazione, di voglia di vincere, di portare a casa il risultato la domenica, perché evidentemente quello che stiamo facendo finora nel bene e nel male non basta, e quindi bisogna dare tutti qualcosa in più. Dionisi dovrà trovare gol e punti. Per l'attaccante Matteo Brunori potrebbero essere le ultime apparizioni con la maglia rosanero. Il centravanti gioca poco, non segna ed è la terza scelta in avanti. A gennaio per lui potrebbe profilarsi la cessione alcuni club di Serie A alla finestra. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.